alla stazione spaziale. E andati via loro, sulla stazione spaziale c'è posto per Samantha Cristoforetti che partirà domani. Il turista spaziale è il cliente giusto nel Far West dei lanci privati. Milioni di dollari, avete sentito, per un biglietto. Nella corsa allo spazio però ci sono stati tanti viaggiatori che, loro malgrado, sono andati nello spazio gratis. Animali di ogni tipo e taglia, batteri, semi, piantine, ci hanno insegnato molto. Cinzia Di Cianni. I was strolling on the moon one day. Nel 1972 l'astronauta Eugene Cernan con la missione Apollo 17 metteva piede per l'ultima volta sulla Luna. Si chiudeva così l'era pionieristica della contesa esclusiva fra Stati Uniti e Russia. In mezzo secolo tutto è cambiato. Ora la corsa allo spazio si apre a nuovi attori, dalla Cina all'India, a imprese private e commerciali e persino ai turisti. Una storia ricca di informazioni e aneddoti che Piero Bianucci dedica ai viaggiatori extraterrestri di oggi e di domani. Pellegrini dell'universo siamo un po' tutti noi che cerchiamo di capire questo universo, però adesso l'accezione è un po' cambiata. Dovessi fare l'identikit del turista dello spazio, direi che è un uomo molto ricco, molto annoiato, curioso sicuramente e anche un po' leggero nella visione del mondo, perché vuole provare l'assenza di peso a tutti i costi e non vuole occuparsi forse dei problemi che sono qui sulla Terra. Nello spazio non abbiamo spedito solo astronauti e scienziati, ma anche altre forme di vita vegetali e animali. Laika, lanciata sullo Sputnik 2 nel 1957, fu solo la prima di molte vittime dimenticate. I francesi mandarono una gatta, si chiamava Félicette, e anche lei non ha avuto poi un grande futuro dopo il viaggio, però ha un monumento adesso, è stata fatta una sottoscrizione e le è stato fatto un monumento. Sono andati però degli animali molto più importanti per noi, e cioè dei batteri, per esempio, dei piccolissimi vermi lungo 1 millimetro, il Cenorhabditis elegans, e sono andati i moscerini della frutta. A loro dobbiamo la conoscenza di gran parte della genetica e delle mutazioni genetiche che avvengono nello spazio. Oggi, mentre l'attacco all'Ucraina rende gelida la vecchia guerra fredda USA-URSS combattuta sul fronte spaziale, crescono le ambizioni dei privati nel settore delle telecomunicazioni. Lo spazio è il nuovo Far West. Ci vanno i turisti con questi potentissimi razzi di Bezos, di Musk, di Branson, e ci vanno migliaia di satelliti, costellazioni che devono distribuire internet dappertutto a caro prezzo. Ora dobbiamo domandarci di chi è lo spazio. Lo spazio è di tutti, è un bene comune, dovrebbe essere governato da un organismo internazionale, non del primo che arriva. Le turbine sono ancora ferme, da pochi giorni è ufficialmente in attività, è il primo parco eolico marino del Mediterraneo, gli altri sono ancora in attesa di